Buonasera, ciao Ilari, siamo qui in compagnia di Luciano Ligabue. Ciao Sanzino. Ciao Luciano, come mai a Marzanello? Ma mi trovavo qui di passaggio. Stavo facendo il tour. Ma dove lo facevi? No, si chiama Ligabue, non so dove. Si chiama Ligabue. Cosa potresti dire in questo posto così caratteristico? Diciamo però un po' stracasciato. Però le mura arrendono. Ma come mai a Marzanello? Perché dal detto Mazzama la mamma paia delle tortere e quindi mi sono volatilizzato qua come una torta. Ah, ho capito. Ma adesso Luciano Ligabue farà il nuovo concerto a Rosolino. Diciamo che mi diretto ad andare fra Rosolini, non tu e il Pacchino. E Pachino è come Il pomodoro, sì, infatti ho fatto ieri un'insalata di pomodoro bellissima. Ma dimmi una cosa, stai lavorando su qualche nuovo pezzo? Sì, diciamo che mi sto dilettando ad inventare una nuova canzone che prenderà spunto da Marzalaman. Di cosa parlerà questo concerto? Uno come te che è sempre così romantico. Scusa Gabriele, se sei una persona un po' intelligente potresti capire se Marzalaman parla di tortere. C'ha ragione, scusa la mia ignoranza, Luciano, sei sempre un grande. Adesso vorrei fare una domanda a Luciano, che da tanto tempo che voglio fare questa domanda. Come mai questa rivalità con Vasco Rossi? Ma secondo me la rivalità l'ha creata lui, perché io me ne strafrego, capisci? Per me è una persona inutile, un drogatello, vecchio. Ma mentre tutte e due così emiliani, dalla pianura padana, come mai? Ma lui è venuto male come persona, capisci? Ho capito. Lui è dei bassi fondi. Ho capito, vogliamo fare un saluto Vasco? Allora ragazzi, ciao Vasco, Ciao Vasco, pezzo di merda. sei un grande.